Buonasera, ben ritrovati a Effetto Friuli Giovani, quarta puntata. Oggi parliamo di alimentazione e cibo, stili di vita e di tutto quello che ci piace mangiare a tavola di casa nostra, ma anche fuori. Quali sono i nostri gusti, le nostre tendenze, le nostre vocazioni e quant'altro. Ospiti tra i ragazzi diversi, studenti che frequentano appunto istituti legati a, che si occupano di cucina e argomenti vari, quindi insomma sapranno certamente introdurre la puntata in modo frizzante. Ospiti con noi invece seduti qui dei professionisti anche del settore. Vado con ordine: il professor Antonio Babbo, che accompagna ovviamente i ragazzi insieme a Leonardo Lesa e Luca Martin, che sono seduti tra il pubblico. E poi oggi è venuto a trovarci, ha accettato l'invito, il dottor Aldo Savoia, dirigente del servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'ASIUIUD, e un professore cuoco da poco, ma cuoco di professione perché per molti anni ha fatto questo di mestiere, Alberto Bombardella. Grazie per aver accettato il nostro invito ed essere qui con noi questa sera. Allora, dicevo, bravi, fate un po' di rumore. Dicevo, questa sera, come la scorsa puntata, pensavamo di partire da una domanda che rivolgiamo ovviamente a voi che siete in studio, però la lanciamo anche a chi ci segue da casa, che può intervenire tramite SMS e messaggi WhatsApp scrivendo al 345 9956 897. Allora, siccome si parlava di cibo, di alimentazione, di stili di vita, di gusti, io avevo pensato di partire da un fatto. Tutti noi, giovani, non giovani, per esigenze diverse, lavorative, di scuola, sportive e via dicendo, spesso mangiamo fuori casa, pranziamo in particolare e ceniamo fuori casa. Allora volevo capire da voi che cosa prediligete, quali sono le tipologie di pasto fuori casa che fate. Non so, preferite andare al fast food piuttosto? Oggi siete molto vivaci, quindi mi auguro che parliate molto, perché i vostri contributi sono molto preziosi. E quindi insomma, se mangiate al fast food, se vi portate il cibo da casa, se avete invece una mensa di riferimento piuttosto che take away o distributori di merendine e quant'altro. Partirei, approfitto di te che hai già il microfono, la solita regola: vi presentate nome e scuola possibilmente e dite la vostra. Bene, sono Lorenzo del Giacomo Cecconi di Udine, istituto professionale. Allora, io penso di parlare a nome di tutti quelli presenti, tranne che per me, non so, parlo in generale, perché io sono uno che è molto legato all'alimentazione, specialmente ho seguito diverse diete di tipo proteico, eccetera, però ho notato nei giovani di oggi che l'alimentazione è completamente di tipo americano, se così la possiamo chiamare, perché è un'alimentazione basata su cibi facili e poco costosi, dove nessuno si basa sulla frutta, sulla verdura, che sono alimenti essenziali sui quali dobbiamo basarci. E purtroppo, purtroppo non neanche economicamente sono equiparabili a quelli che sono i cibi slow food, street food. Quindi come potrebbero essere il panino del McDonald's, sicuramente non costerà mai quanto il piatto di verdura comprato a un buon ristorante vegano. Cioè tu dici è più facile andare in un posto in cui alla fine abbiamo un cibo pronto, economico, potrebbe essere anche legato, che però non fa rima con non è salutare sempre. Non è salutare. Ecco. Quindi la mia domanda principale è, come penso che la chiedano tutti: qual è il corretto tipo di alimentazione da andare a sfruttare sia per i giovani che per le altre le generazioni prima di noi? Allora, se qualcun altro, intanto teniamo questa domanda, se qualcun altro al microfono invece vuole contribuire, così facciamo un po' mettiamo un po' di, passa il microfono che così facciamo di violenza. Chi è che ha l'altro microfono? Nessuno, nascosto. Allora ragazzi, non fate i timidi. Patrick, tu sei lì che ridi, no, passatelo a Patrick il microfono così ti sei messo in prima fila, sii gentile. Tu mangi fuori?
Sì, cioè non spesso ma ogni tanto. Però cioè, io ho capito che mangiare fast food non è che faccia così tanto bene al nostro metabolismo, al nostro corpo. E quindi diciamo che Dio sa. Ti piacerebbe mangiare più sano, però poi alla fine, insomma, forse è anche comodo per voi, immagino Sì, anche a livello faccio entrambe le economico, cose, faccio entrambe magari le cose. andare appunto nei fast food, eccetera. Allora passiamo la palla al dottor Savoia, visto che è stata fatta una domanda importante in realtà, e siamo arrivati un po' già a uno dei noccioli della questione, perché mangiare, siamo quello che mangiamo, si dice, no? Sì, siamo quello che mangiamo e quindi dobbiamo fare estrema attenzione a quello che mettiamo dentro come carburante all'interno del nostro organismo. Mi avete fatto una domanda però da milioni di dollari, passando dal fast food e quindi dall'alimentazione americana, come l'hai sintetizzata tu, chiedendomi qual è l'alimentazione corretta, no? Per conservare la salute, cioè l'alimentazione protettiva nei confronti della salute. La risposta è semplicissima, però anche molto complessa. Semplicissima nel senso che voi tutti lo sapete, noi che ci occupiamo di nutrizione, che ci occupiamo di salute delle popolazioni e anche dei singoli individui, diamo l'indicazione di mangiare secondo il modello mediterraneo. La dieta mediterranea è un qualche cosa che tra l'altro è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO, quindi dalle Nazioni Unite, che è un modello che prevede di mangiare meglio, che significa innanzitutto mangiare meno rispetto a quello che siamo abituati a mangiare. E mangiare molto orientato, un po' come ha detto prima il vostro amico, cioè partendo da frutta e verdura, privilegiando le proteine di origine vegetale rispetto a quello che è il consumo attuale molto grosso di proteine di origine animale, quindi riscoprire alcune modalità che erano tipiche della zona del Mediterraneo, Grecia, Creta e Sud Italia negli anni 50-60, quindi mangiare molti più legumi, frutta, verdura, legumi, raramente carne rossa, un po' di pesce, come condimento olio extravergine d'oliva e al posto del sale usare, quando vi capita così di preparare voi, fare voi le preparazioni, usare erbe aromatiche e insaporitori di tipo naturale. Queste insomma diciamo sono le regole, sintesi. La dieta mediterranea è sempre funzionale, però per chi è diciamo costretto o a mangiare in mensa, diciamo il discorso mense magari merita un attimo un capitolo a parte, perché ci sono vengono rispettati diciamo ragazzi siete molto rumorosi, o parlate al microfono oppure ascoltate. Dicevo, ci sono delle regole rigide, se magari possiamo riassumere un po' come funziona il discorso mense, anche scolastiche, perché so che magari certo. Alcuni ragazzi, alcuni istituti hanno proprio la mensa. Beh, nella mensa scolastica quello che viene offerto di solito è molto bilanciato, proprio dal punto di vista della presenza dei macronutrienti e dei micronutrienti. E quindi l'offerta, per esempio nelle mense scolastiche, quelle non della vostra età, ma insomma magari vi ricordate quando eravate un po' più piccoli e c'eravamo già noi dell'azienda sanitaria a stressare le cucine e i cuochi, magari si iniziava con un antipasto di verdure, cosa che favorisce un po' già il senso di sazietà, permette anche un assorbimento di molte sostanze protettive che nelle verdure sono contenute. E poi si va avanti secondo un criterio diciamo che deve sempre trovare alcuni macronutrienti, quindi un bilanciato apporto di proteine e carboidrati. Noi stiamo iniziando anche a suggerire nelle mense l'utilizzo di cibi integrali, quindi carboidrati, e con questo mi riferisco ai cereali per esempio, non cereali raffinati, ma iniziare un po' a utilizzare anche nelle mense, e questo è un invito che vi do anche quando vi capita di mangiare fuori e di prendere, non so,
il fast food, che non è detto che necessariamente sia junk food, quindi il fast food può anche non essere cibo spazzatura e quindi andare a cercare in un cibo che comunque, un'alimentazione che comunque deve essere giocoforza veloce, perché oggi corriamo dietro al tempo, andate a cercare magari un qualche cosa che può essere, non so, il pane integrale, la presenza di verdura all'interno dei panini, quando ci capita invece di andare verso il classico hamburger, che tra l'altro anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, ma questa è un'altra storia, sì, è sicuramente meno favorevole. Diciamo che lei dice un'altra storia, in effetti parlando di cibo, di alimentazione, ci sono anche spesso delle ragioni etiche che portano le persone a scegliere determinati tipi di alimentazione. Io prima di lanciare la pubblicità butto lì due spunti, si parla molto di vegani e di vegetariani, un tempo, adesso vanno più di moda, consentitemi, vegani, ma fruttariani e tante altre correnti, spesso per motivi di salute, altre volte anche per motivi etici legati a un discorso di tutela degli animali. Ne parleremo nel corso della puntata, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo qui. Eccoci rientrati in studio, dicevamo oggi si parla di cibo e alimentazione. Allora abbiamo iniziato un po' a parlare, abbiamo detto che sicuramente il cibo veloce da consumare in una pausa pranzo è più economico, però spesso non fa il paio con le esigenze, diciamo, nutrizionali del quotidiano, e abbiamo messo un po' di carne al fuoco. Durante la pausa si discuteva anche di un'altra, di quelle che sono, diciamo, le fasi, no, della giornata. In teoria ci si sveglia e la prima cosa da fare sarebbe la colazione, dicevano appunto il dottor Savoia e il professor Bombardella. Però sappiamo anche che la colazione non è proprio sempre uno dei pasti rispettati. Chi di voi non la fa proprio, la salta? Beh, insomma, sono abbastanza. Così a naso, insomma, siamo solo caffè e mangiare niente. Ecco, allora passo a lei la parola, professor Bombardella, visto che... Sì, a proposito di questa cosa, come dell'alimentazione, di come alimentarsi, sarebbe fondamentale partire con una sana e abbondante colazione, fatta con meno zuccheri magari, ma anche con un apporto proteico, non dico 2 uova strapazzate col pane integrale, ma anche approcciarsi a dello yogurt, frutta secca, cioè ridurre l'apporto degli zuccheri, che sono quelli che sì, vi danno l'energia immediata, ma poi alle 9 del mattino già dormite in classe, perché sono già la benzina è già esaurita. Quindi diciamo che la fetta biscottata con la marmellata... No, va bene, però si può fare altro. Esatto, la fetta biscottata con la marmellata va bene, ma andrebbe integrata anche magari con uno yogurt e della frutta secca, in modo che mi corregga se sbaglio, in modo da poter avere anche dell'energia a lento rilascio, e che quindi insomma vi fa arrivare alla pausa della mattina, alla merenda oppure al pranzo non completamente scarichi, che dove lì si innesca anche mangio la prima cosa che mi capita, e quindi ci permette anche di ragionare meglio su quello che andiamo a mangiare poi a pranzo. No? È la benzina della mattina, insomma, esatto, con cui si va avanti. Però forse anche a livello culturale, adesso arrivo, diciamo uova e pancetta non è, diciamo, nella nostra cultura, non è più anglosassone, o comunque insomma in effetti quando si va negli alberghi si vedono, no, sì, le diverse culture a tavola e le diverse abitudini proprio della colazione. Assolutamente. Ci sono delle domande, allora partiamo da Patrick che... Io volevo fare una domanda al dottore. Che differenza c'è tra vegano e vegetariano? Rispondo subito. Sì. Ci sono altri dubbi sulla questione, l'avevamo anticipata, no? Vai. Sì. Allora, così facciamo un po' di domande insieme, esatto, dopo. Esatto. Allora,
più che parlare di vegani e vegetariani, volevo parlare per l'appunto, come avevi citato, il discorso della globalizzazione, perché si vede per l'appunto negli alberghi, vediamo questi cibi differenti da tutti i posti. Quindi quando si parla di cibo noi dobbiamo andare a introdurre quello che è il discorso di globalizzazione e industrializzazione. Quindi ovviamente dobbiamo anche andare a introdurre un discorso economico. Quindi la mia domanda reale è: come mai si deve introdurre in tutto il mondo, nel mondo globalizzato, questi diversi tipi di cibo? Allora, mi spiego meglio, scusatemi. Noi viviamo in una società globalizzata, ok? Quindi dove tutti abbiamo le stesse cose allo stesso livello. Il nostro più o meno, ok, escludendo il terzo mondo. Ma andiamo a introdurre tutti degli alimenti sbagliati quando andiamo ad apportare la globalizzazione. Cioè tu dici, diciamo, una cucina variegata, etnica. Esattamente, scusate, mi sono ingarbugliato. Può comportare uno squilibrio, diciamo, nella nostra tabella nutrizionale, oppure mangiare cinese ogni giorno o giapponese ogni giorno della settimana non ci fa niente. Mettiamo anche questa come... Altre domande? Se no faccio rispondere allora al dottor Savoia. Intanto partiamo da vegani e vegetariani. Sì, vegani e vegetariani. Allora... Io ci metto in mezzo anche i fruttariani, così mi fa tutto il ci quadro. Mettiamo tutto, frugivori... Ecco, vede, chi più ne ha più ne metta. Insettivori. Non ancora, non si può. Non ancora, quello però non non siamo lontani. si può. Allora, Si può? sì, diciamo che è un universo, quello diciamo dell'allontanamento dall'essere onnivori, no? Che è una delle caratteristiche tipiche insomma dell'essere umano, e appunto a seconda anche di una serie di influenze che abbiamo. Sicuramente ci sono delle considerazioni di tipo etico molto importanti in chi decide di arrivare a un rispetto parziale dell'animale, quindi si dice dell'animale da reddito cosiddetto, no? E quindi si ciba di vegetali più uova e latte e i loro derivati, e questi sarebbero ovo-latto-vegetariani più propriamente. Poi ci sono i vegani che invece escludono anche, oltre alla carne e al pesce, escludono anche tutti questi prodotti, quindi sia latte, latticini, che uova e ovoprodotti. Quindi quelli sono i vegani. Non so, diciamo che essere vegani è, io la dico, è una cosa per iniziati, cioè è una cosa molto, diciamo, complessa, riuscire ad avere un'alimentazione completa col regime vegano. Molto più semplice è col regime vegetariano. Dal punto di vista di quello che è l'effetto per la salute, attualmente la dieta più protettiva è quella semi-vegetariana. Ci sono delle evidenze, diciamo le prime evidenze attualmente piuttosto importanti, sono che la dieta più protettiva per la salute è quella vegetariana, con però un'aggiunta almeno di pesce, per una questione legata agli acidi grassi, voi li avete sentiti sicuramente, i famosi omega 3. Quindi la pesco-vegetariana, ecco, questa poi è la dieta che oggi viene considerata essere più protettiva per la salute. Mentre sì, la carne rossa, lo dicono ormai. Beh, insomma, è semi-bandita, tra virgolette, anche dalla dieta mediterranea. Esatto. Lei prima ha citato gli elementi. È in fondo alla piramide, no? Se avete bianca, presente meglio, la famosa piramide. E possibilmente il pesce, insomma. Il pesce, quindi, certo. In questo senso forse le due cose vanno un po' a braccetto, no? Esatto, esatto. Quindi diciamo che le motivazioni etiche, che poi diventano, oltre che motivazioni etiche, nel rispetto nei confronti di altri esseri viventi senzienti, no? Nel caso degli animali, però diventano anche motivazioni etiche di rispetto dell'ambiente. Più ci avviciniamo al modello, diciamo, mediterraneo, quello che vi ho accennato prima, più rispettiamo l'ambiente dal punto di vista dell'impatto energetico della produzione. E qua mi aggancio un po' alle considerazioni che facevi tu prima riguardo al cibo industrializzato e alla globalizzazione.
Sicuramente diciamo che oggi siamo fortunati perché abbiamo la possibilità di arrivare a mangiare di tutto in qualsiasi stagione. Però questo ci mette in una condizione di importare alimenti che vengono da 10.000 km di distanza e averli sulla nostra tavola indifferentemente da gennaio a luglio e da agosto a dicembre, non rispettando quello che per esempio è un criterio che è quello della stagionalità. Ecco, il fatto di avere, noi paghiamo il vantaggio di avere alimenti in qualsiasi momento durante l'anno che vengono non si sa da dove, le mele e le pere che vengono dal Cile o i kiwi dalla Nuova Zelanda, però ci mettono in una condizione diciamo di non rispetto di questo principio che è della stagionalità, che ci permette di mangiare degli alimenti che vengono da una distanza limitata e che quindi contribuiscono a mantenere, hanno anche un ruolo sociale. Un po' anche il chilometro zero, esatto, no? hanno anche un ruolo sociale. L'utilizzo dei prodotti bio adesso e di tutte queste... Esatto, la filiera corta sì, cosiddetta, più precisamente il proprio chilometro zero. Esatto, dove e quindi questo permette di mantenere una caratteristica che è quella della stagionalità, che ci permette di andare a nutrirci di prodotti che sono, diciamo, sono giunti al punto di maturazione nel giusto momento, non sono maturati a 10.000 km di distanza e si sono sobbarcati con un impatto ambientale notevole, perché spostare ovviamente questi prodotti ha un impatto, oltre che sul portafoglio, ha proprio un impatto ambientale importante. E quindi nutrirsi secondo stagionalità, variando le nostre scelte e secondo la piramide alimentare mediterranea, ci permette di essere anche meno impattanti nei confronti dell'ambiente. Senta, le chiedo una cosa, mi è venuta in mente adesso mentre parlava. Tempo fa sentivo appunto che il discorso cromatico associato alla dieta. Sì. Ce lo può riassumere velocemente in un minuto e dire se funziona o no? Ma uno degli slogan più noti è 5 a day, 5 colors, 5 colori al giorno, 5 volte al giorno. Variare l'assunzione di frutta e verdura secondo una gamma cromatica il più variabile possibile significa assumere una serie di sostanze protettive, di solito sono le vitamine, gli antociani, sì, le sostanze, certo, quelle che molto spesso sono anche definite come antiossidanti, ci permette di assumere diverse tipologie che colorano la frutta e la verdura e ci permettono di fare una sorta di pieno di carburante di sostanze protettive, vitamine e sostanze antiossidanti. Perfetto. Bene, allora io prima di andare in pubblicità allora vi leggo due messaggi. Una mamma che dice: concordo con la dieta mediterranea, avendo dei figli preferisco specialmente nel pasto serale introdurre più verdure crude o cotte. Vorrei sapere quanti di questi ragazzi in studio mangiano verdura, dopo risponderete. E poi un'altra domanda invece dice il signor Gennario che da diversi anni segue una dieta vegana, vegetariana, e dice se questo tipo di diete devono essere fondate necessariamente su un'ideologia, ovvero ci deve essere un movente, diciamo una motivazione personale, oppure perché vanno predilette perché le altre diete fanno male. E sono ovviamente, penso più che alla dieta mediterranea si parli proprio di diete magari finalizzate a perdere peso e quant'altro. Pubblicità, torniamo subito dopo. Eccoci rientrati. Allora, vado un attimo con una domanda che arriva da casa, oltre a quelle che vi ho già detto. Come mai negli ultimi anni molti dei nostri figli sviluppano intolleranze a parecchi alimenti? Cosa stiamo mangiando? Ho due figli, la più grande da piccola mangiava un po' di tutto, a 23 anni è intollerante a moltissimi alimenti. E poi un altro intervento, che poi appunto risponderanno i nostri ospiti, di una signora che diceva appunto siamo cresciuti a pane e caffè latte con pane la mattina, perché sovvertire quella che è insomma un po' una tradizione abbastanza tipica, almeno dalle nostre parti o comunque nella nostra cultura. A questo rispondiamo anche dopo, perché passo la parola ai ragazzi che sono pronti con delle domande. Prego.
Alzati in piedi, grazie. Allora, sono Siria del Cecconi e vorrei fare una domanda. Per le persone che comunque magari non hanno il tempo per magari assumere le determinate proteine o vitamine che servirebbero per un fabbisogno giornaliero, magari degli integratori alimentari sono corretti o no? Questa è una domanda interessante. Prego, fate e poi arriviamo a Gianluca. O se no passo la parola subito. Vai tu, Dharma? No, vado io. Ok. Mi chiamo Dharma e sono anch'io del Cecconi. Volevo fare una domanda. Allora, visto che si parla di un'alimentazione comunque variabile, con più prodotti e tutto quanto, tutto ciò quindi una persona può mangiare quello che preferisce in maniera limitata, associandolo a attività sportiva? Grazie. Gianluca, a te. Sì, io desideravo prima fare una piccola considerazione anche sulla prima domanda. Ecco, volevo chiedere come mai, sempre col passare degli anni, con una vita che diventa sempre più frenetica, il tempo dedicato al mangiare è sempre più ridotto. Almeno secondo me bisognerebbe trovare all'interno di un giorno il momento e il tempo per il pasto, quindi anche per la colazione, che come si impara da bambini è il pasto più importante del giorno. Il pranzo stesso, la cena stessa, credo che abbiano un valore molto più superiore, e credo anche che la nascita dei fast food, di queste catene, nasca proprio da questo, dalla nostra assenza di tempo per mangiare, per sederci intorno a un tavolo e dedicare del tempo che è preziosissimo. Sulla domanda volevo chiedere al docente, anche collegandomi all'intervento del professore, che tipo di insegnamento, che tipo di educazione alimentare viene insegnata a scuola, soprattutto collegandomi al tipo di cucina, al tipo di dieta e anche ai prodotti che vengono utilizzati, quindi se prodotti tra virgolette a chilometro zero o prodotti importati, e poi se nelle scuole viene anche profusa una cultura alimentare che tenda anche a studiare la materia prima, quindi tutto ciò che riguarda l'etichettatura, lo studio della materia, la provenienza, l'origine. Grazie. Ok, allora io direi che c'è un po' di materiale. Partiamo dal professore. Allora, assolutamente sì, per quello che riguarda l'insegnamento della materia prima, perché è la base fondamentale per, come si lanciava la prima domanda, cosa dobbiamo mangiare. Dobbiamo assolutamente imparare a conoscere quelli che sono gli alimenti che abbiamo a disposizione, per poterli sia ottimizzare, quindi associare per la nostra dieta personale, nella dieta mediterranea, per fare non solo i giusti abbinamenti, ma per creare appunto nell'arco della giornata, per costruire correttamente i nostri pasti, giustamente da una colazione sana e abbondante, che significa non per forza stravolgere quello che sono le nostre abitudini, ma semplicemente ridurre un po' l'apporto degli zuccheri semplici, quindi magari preferire il miele piuttosto che lo zucchero, cioè cercare di abbassare un po' l'indice glicemico. Anche diciamo, fare il pranzo piuttosto abbondante, perché comunque abbiamo il resto della giornata con l'attività sportiva, con tutti gli impegni che avete durante l'arco della giornata, e restare più leggeri alla sera, che è il momento in cui insomma, si consuma meno e quindi il corpo semplicemente si deve rilassare, insomma, no? Diciamo, non ha bisogno di tutto questo apporto. Per poter fare tutto questo, anche nelle scuole soprattutto, e per chi poi va con un percorso professionale nelle cucine, è fondamentale conoscere la materia prima, conoscere da dove arriva, sapere leggere le etichette del perché utilizziamo determinati prodotti. Il fatto del chilometro zero è anche perché quello che arriva da lontano inevitabilmente, per questione di costi, non è che viene staccato dalla pianta nel momento della sua massima maturazione, anzi maturano in celle frigorifere, vengono staccati dalla pianta crudi in sostanza, esatto, e poi maturano nei container anche le mele vengono staccate crude e poi viene inoculato un feromone che fa scattare la maturazione della mela
per fare un Pensiamo esempio. agli Quindi, ananas, alle banane, sì, insomma, che diciamo, sono frutti che abbiamo a disposizione sempre. Ma... È molto legato all'aspetto salutare, no? Meno strada fa e meglio, bene si fa. Per il resto anche, però dobbiamo tenere presente che tutto si mangia, nel senso dobbiamo imparare anche con la globalizzazione, tutto non è che una cosa fa bene e una cosa fa male, dobbiamo imparare a conoscere tutti gli alimenti per poterli associare e utilizzarli nel modo corretto. Invece avevamo chiesto di integratori, però io le farei fare un passo indietro, che dicevamo prima, dieta. Chiariamo questo concetto dicendo che cos'è la dieta. La dieta è un regime, no? La derivazione dal greco significa regime, quindi un regime alimentare e diventa anche uno stile di vita. Il concetto di dieta diciamo, va letto in questo modo, significa abitudine a una certa modalità di alimentarsi. Sì, le diete... Così come dieta, vengono intese, sì, diciamo quasi nel volgo comune. Il comune diventa quasi, di questi tempi, sono un qualche cosa che si prende per un periodo limitato. Ho fatto la dieta, o sto facendo la dieta, quindi mi sono messo a regime, e dopo 2 mesi, raggiunto l'obiettivo di essere calati di 5 kg, si riprende a mangiare come prima e si instaura il classico meccanismo a yo-yo, si dice, no? In cui uno perde peso e poi immediatamente, quando ritorna al regime alimentare, quindi alla dieta che precedentemente era considerata normale, riprende esattamente il suo peso. Per quello è importante che invece il proprio regime alimentare sia mantenuto secondo un principio che è quello che vi ho spiegato prima, no? Che abbiamo spiegato assieme anche al professore. Quindi quello di un costante mantenimento della giusta quantità di cereali integrali, di frutta e verdura soprattutto, con queste altre aggiunte che abbiamo detto. Ci sono anche i prodotti caseari, per l'amor di Dio, c'è anche il latte, i latticini, come vi dicevo di nuovo, l'olio extravergine di oliva, le erbe aromatiche quando si tratta, il discorso proprio della dieta, quindi del regime mediterraneo. Faccio un breve cenno parlando di integratori, integro quello che ha detto il professore. C'è un detto che così recita: fare una colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. Ecco, questa è una cosa antichissima, la diceva ancora Ippocrate oltre 2000 anni fa, quasi 2000 anni fa. E quindi questo può essere così un punto di riferimento della nostra modalità, proprio per tenere, anche quando si va a dormire la sera, mettiamo proprio a riposo l'organismo. Sì. Questo è fondamentale. Come mettiamo a riposo l'organismo? E mi raccomando, all'interno di un regime, diciamo di uno stile di vita corretto, è quello di avere la giusta quantità di riposo. Quindi mi raccomando, ragazzi, dormite. Quindi non rubate tempo al sonno, che è fondamentale anche questo. E per avere un sonno tranquillo si cena poco la sera. Beh, decisamente, questo vale per tutte le età, più o meno. Assolutamente sì. Integratori. Integrerei quasi niente rispetto a quello che ho detto, perché chi mangia in maniera equilibrata, assumendo la giusta quantità, abbiamo detto frutta, ricordarsi anche la frutta secca, come ha detto giustamente il professore. Che è stata un po' riabilitata, no? Assolutamente Anche riabilitata. negli ultimi anni. Certo, perché contiene, anche lì contiene, sì, è chiaro che bisogna parliamo non di abusi, esatto. Parliamo, no? Certo. Parliamo sempre di dosaggi, diciamo, sì, non... Sì, di quantità che non devono esorbitare, certo. Però noci, mandorle, nocciole, assolutamente, pistacchi non salati, le mandorle non mangiate quelle, cioè mangiate quelle con la pellicina, se si prendono quelle, perché dentro lì ci sono di nuovo sostanze antiossidanti molto importanti, quindi nutrienti molto importanti. Quindi integratori, quelli sono gli integratori. Quindi anche tutto il resto della frutta secca, un piccolo snack
che è la frutta, quello che noi consigliamo, no? Al posto quando c'è da fare un break, così, uno spuntino, frutta. Cioè la natura ci mette a disposizione i meravigliosi colori della frutta. Vabbè, insomma, alcuni, noi con la nostra iniziativa del contratto della merenda, che ormai sono più di 10 anni che c'è nelle scuole di Udine, proponiamo anche la verdura, perché no? No? Certo, e bere può molta essere... acqua. E bere molta acqua, anche questo in effetti è una cosa importante. forse che ci si dimentica. Mi lascio solo un secondo. Prego. Il fatto di leggere le etichette è perché anche nelle bibite, negli snack, cose controllate, quanto zucchero mettono dentro tutti quei preparati lì. E se fate un calcolo durante l'arco della giornata vi rendete conto che potreste mangiarvi un etto o 2 etti di zucchero senza neanche accorgervi al giorno, e quello fa veramente molto male. Bene, allora noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, torniamo subito dopo per la parte conclusiva della puntata. Eccoci ritrovati, allora parlavamo di diete, abbiamo parlato di integratori, abbiamo parlato di diete proteiche, vegetariani, vegani e quanto altro. Ci sono delle domande dai ragazzi, allora vi prego di essere veloci perché è l'ultima parte, quindi più interventi ci sono, più abbiamo la possibilità di lasciar parlare anche gli ospiti. Prego. Ciao a tutti, mi chiamo Anastasia, vengo dal Cicconi e una domanda. Allora, parlano tanto di una buona alimentazione, di mangiare cibo sano. Noi passiamo il 50% del tempo a scuola. Ovviamente certe volte dimentichiamo la merenda o non facciamo colazione. Quindi mangiamo il cibo dei distributori. Allora perché nei distributori non troviamo mai frutta fresca o comunque anche dei semplicissimi yogurt? Troviamo sempre patatine, panini e delle cose che ci fanno male, appunto. Quindi, Grazie. Ok, prego, facciamo prima la carrellata di domande così poi... E poi altra domanda, si parla tanto di cibo biologico, ma quanto influisce l'impatto ambientale su quello che è la frutta e la verdura biologica? Nonostante io sia intollerante, l'eliminazione di glutine e lattosio può danneggiare il mio organismo? Prego, laggiù c'erano altri interventi? Sì, prego. Al ragazzo con gli occhiali. Se ti alzi in piedi che così ti inquadriamo meglio. Prego. Allora, io sono Josephat, vengo dallo IAD di Latizzana e anche a Lignano. Tieni il microfono vicino a te. Abbiamo 2 sedi, a Lignano e a Latizzana. Cioè, io vorrei sapere questo, perché ci sono certe gente che mangiano zucchero, lo sai che i zuccheri non sono uguali, no? Che mangiano zucchero a caso. Se fa male, io voglio sapere perché mangi lo zucchero, però questo voglio sapere. Ok, va bene, grazie. Altre domande? Se no faccio... Prego. Secondo me non conta solo il mangiare, conta anche con la compagnia in cui mangiamo qualcosa. Direi proprio di sì. Ma io non capisco una cosa, perché che lei si informa, ammesso che si può morire in qualsiasi momento. Galattico. Beh, insomma, sono domande esistenziali. Professor Babbo, a lei la risposta. Orestis è una gran domanda, è solo uno con la filosofia greca che hai tu, perché Orestis dovete sapere che arriva dalla Grecia, ecco, è veramente un grande, qui dentro c'è Aristotele, c'è Platone, c'è molto di... Zeus! Ecco. Allora, però qui dentro, ecco, in questa provocazione c'è anche qualcosa che stavo pensando mentre ascoltavo i vostri interventi. Guardate, approcciarsi al cibo è in realtà approcciarsi alla vita, perché il cibo dà vita. Noi siamo rigenerati tutte le volte che mangiamo ci scopriamo creature pronte di nuovo e la vita non è dentro ma va presa fuori per questo alimentarci. Ecco, e quello che stai dicendo Orestis è vero, però pensare anche solo in italiano quanti modi che abbiamo di chiamare la parola alimentazione, cibarsi. Cibarsi vuol dire saper scegliere ed è uno stile di vita saper scegliere, non solo sul cibo, ma su tutto ciò che ti fa crescere. Alimentarsi vuol dire far crescere, allevare, come la parola allievo, la parola alunno è alimentarsi. Pensate nutrire, che vuol dire aver cura di sé. Allora il cibo è
uno stile di vita. Dal cibo poi dovrei arrivare a tutto ciò che mi nutre, i libri, certe compagnie, certe idee, certi valori, certe esperienze. Ecco, io ho paura che se cominciamo a trascurare il cibo, da lì poi parte un circolo vizioso dove cominciamo a trascurare tutta la cura di noi, la cura di tutto ciò che ci fa crescere. Ecco, ok? Pensate anche alla parola svezzare, altra parola di alimentazione. Noi siamo tutti cresciuti con lo svezzamento, togliere il vezzo, togliere le abitudini, togliere i vizi. Ecco, pensate quante sono le parole in italiano che ci possono dare una mano a capire meglio a cosa serve il cibo. Il cibo è una palestra che non si ferma soltanto al piatto, non si ferma soltanto al nostro apparato digerente, ma diventa uno stile di vita, no? L'attenzione ad ogni cosa. Ultima, sfamare, ecco, togliere la fame da fatici, cioè ciò che è fatiscente, ciò che mi rende ormai brutto e posso tornare a essere bello grazie al cibo, sano, forte. Okay? Pensate a quante cose possiamo imparare, ecco, dal nostro approcciarsi al cibo. Ultima, pascere, da dove arriva la parola pastore e pascolo. Tu sei pastore della tua vita quando sai condurti nei pascoli giusti. E parlo di cibo, parlo di frigorifero, ma forse parlo anche di tante altre scelte che nella vita come ragazzo fai. Grazie professor Babbo. Allora, a voi invece rispondere ai ragazzi che hanno messo un po' di carne al fuoco. Sì, carne, no? Spero sempre di carne. Sì. Carne al fuoco. No, legumi al fuoco, legumi al fuoco, sì, sì. Volevo agganciarmi a quello che ha detto molto bene il professore e rispondere a una domanda che prima mi è stata fatta, ma a cui non ho risposto. Fai sport, fai attività sportiva, consumi, quindi puoi mangiare di tutto. È vero solo parzialmente. Di fatto resta la considerazione che faceva Feuerbach: uomo sei quello che mangi. La qualità degli alimenti con i quali ci nutriamo compone il nostro corpo. Le nostre membrane cellulari sono diverse a seconda di quello del tipo di grassi, per esempio, che noi mangiamo. Per cui mangiare di qualità significa costruire il nostro corpo in maniera qualitativamente migliore. E vuol dire anche nutrire anche la nostra mente, quindi nutrire il cervello e nutrire anche la nostra mente, per cui essere anche in grado di migliorare quelle che possono essere anche le nostre performance, non solamente fisiche, ma anche intellettuali, personali direi, o addirittura spirituali. Una persona che fa una vita sedentaria rispetto a una persona che fa una vita sportiva o comunque siete nell'allenamento, deve comunque, cioè è diverso il modo di rapportarsi al cibo? Certo, però ecco, la persona sedentaria la prima cosa che deve fare è iniziare a muoversi, ecco, perché una cosa fondamentale, noi siamo stati fatti per muoverci, cioè, e su questo dovete ricordarvelo. Non siamo fatti per stare seduti, per stare davanti alle lusinghe dei media, no? O per stare sul nostro smartphone per ore durante la giornata. Quindi importante, mens sana in corpore sano, quindi mantenere anche qua un'attività fisica, essere sempre attivi, mantenersi attivi per tutta la vita. C'erano un sacco di domande, però sì, c'erano, si è parlato tutte di intolleranze, molto interessanti. Sì. No, allora, proprio di questa cosa qua, sull'intolleranza, chi non è intollerante non ha senso che si privi di alcuni alimenti. Quindi c'è un po' una moda adesso, no? Esiste l'intolleranza al glutine, che probabilmente è stata causata. Alcuni autori parlano di una sovraesposizione un po', ecco, dell'organismo umano nei confronti del glutine, che è una proteina contenuta in alcuni cereali. Però in questo momento si parla anche di gluten sensitivity, di sensibilità al glutine. Se non c'è una celiachia acclarata, diagnosticata, non ha senso
evitare i cibi che contengono glutine. Almeno in questo momento le evidenze sono queste, poi vabbè, la scienza va avanti e magari avremo altre risposte più avanti, però per adesso la situazione è questa. Distributori automatici, distributori automatici è un problema, però lì è un po', passatemi, è il nostro modello di sviluppo, il nostro modello di consumo che genera, come dire, l'offerta in base alla domanda e la domanda in base all'offerta. E questo purtroppo, il fatto che troviamo i soft drinks, che sono i soft drinks, quindi le bevande zuccherate, che sono una delle abitudini che vi dovete togliere. Non c'è niente, pasteggiare con bevande zuccherate, ma non si fa. Prima il professore ha detto benissimo, c'è una quantità, se voi vedete ogni tanto, se vi capita di andare in qualche sito, vedete quante zollette di zucchero contiene, sono queste belle, le piramidine di zollette di zucchero. A me fanno un po' anche ridere a volte, no? Quelli che mettono dolcificante nel caffè, non parlo di voi, ma parlo di adulti che mettono dolcificante nel caffè e poi si sparano, per evitare la zolletta di zucchero, e poi si sparano la bevanda zuccherata. Ecco. E non crediate, attenzione, un'altra cosa che va detta, che dove c'è nelle bevande cosiddette light o zero, no? Zero, non crediate che sostituire il sapore del dolce con l'edulcorante, quindi con la sostanza chimica, sia una cosa che fa bene. Non fa bene alla flora intestinale, e questo è provato, ma non fa bene al nostro cervello, perché noi continuiamo a desiderare lo zucchero. Cioè dà una sorta di dipendenza. Che dà una sorta di dipendenza. Quello che diceva prima il professore è assolutamente da sottoscrivere. Stiamo quasi per finire. Siamo quasi alla fine. Io direi che mi rimane poco tempo se non per i saluti, però al professor Bombardella dicevo, lei prima ha parlato di etichette, il consiglio è a questo punto imparate a leggerle. Assolutamente sì, imparate a leggere le etichette, perché anche in quello che trovate nei distributori automatici, come ha detto il professore, siete voi, è la domanda che fa l'offerta, quindi dovete imparare assolutamente ad autoalimentarvi nel modo corretto e di conseguenza studiate. Scegliere, esatto, con consapevolezza. Allora, questa sera vi abbiamo dato qualche spunto. Il tempo è tiranno, purtroppo, e quindi siamo già ai saluti, ne riparleremo, torneremo, insomma, eventualmente sull'argomento. Grazie per essere stati con noi, ringrazio gli ospiti, il dottor Savoia e il professor Bombardella. Ringrazio la regia, come sempre, Pierangelo Buttazione, Giandomenico Ricci, Gabriele Gustin. Buona serata a tutti, ci vediamo venerdì. Ciao. Grazie.